Allora, onde evitare situazioni poi sempre peggiori, perché vabbè, tensioni sociali ci sono anche per altre regioni, poi quando incomincia ad esserci problemi economici le cose diventano a volte incandescenti e ingestibili. Voi, onde evitare questo, cosa state facendo? Leggo questo messaggio: appena cambiata auto da 2 anni a metano e ora mi trovo che anziché risparmiare un maggior onere, complimenti Stato per aver promozionato il green. Sì, e questo purtroppo vale anche per le auto elettriche, che tanti hanno lamentato problemi. Adesso comunque il mercato delle auto è fermo, vabbè, ce ne sarà una ragione. Presidente, voi cosa proponete, cosa cercate di fare? Beh, noi abbiamo visto che gli interventi del governo che ci sono stati, bene, non sono sufficienti però, perché ad esempio il decreto legislativo numero 57 aveva approvato, come dicevo prima, gli 1,7 miliardi e già oltre i 3,8 miliardi stanziati per aiutare le famiglie e adesso per le imprese. 530 milioni... No, arrivano 5,5 miliardi stanziati del governo per gli aumenti, vero? Sì. Poi adesso il governo ha emanato nel primo trimestre, su base del primo trimestre 2022, per le aliquote un sistema che poi si può applicare per uno sconto, per cui anche poi sarà un credito d'imposta per gli impianti superiori a 16 kW come potenza impegnata elettrica. Però quello che noi chiediamo come proposte sono sicuramente la riforma della bolletta, come dicevamo all'inizio, per cui una distribuzione più equa legata proprio all'effettivo consumo dell'azienda, della famiglia, e ulteriori misure proprio di sostegno economico alle imprese, perché non sono sufficienti quelle che sono state affrontate fino ad oggi, avviare anche un tavolo con tutte quante le componenti del sistema produttivo, perché devono essere coinvolte tutte queste componenti qui, perché poi se no si rischia di lasciare per strada proprio le componenti più importanti, che sono quelle che sostengono il nostro Paese. E proprio le soluzioni devono essere sempre in più portate nei confronti delle nostre piccole imprese artigiane, perché da una parte si dice che sono sempre le imprese che lavorano, dopo dall'altra parte invece sono quelle più penalizzate. Io non riesco mai a capire questa cosa. A monte proprio di tutto c'è proprio una politica energetica che guardi proprio la comunità europea, non possiamo fare noi... l'Italia, la regione... assolutamente no. Ecco, per cui noi chiediamo come associazione CNA, lo chiediamo proprio a nome di tutti quanti gli artigiani e di tutte le persone che ci stanno ascoltando, proprio che è una riforma strutturale. Ci vuole una riforma strutturale proprio della bolletta dell'energia elettrica, anche usando proprio la possibilità che in questo anno ci sarà e nei prossimi anni proprio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo cominciare a investire, ci dice di fare la spesa buona, non il debito cattivo, io sono convinto che questa è una spesa buona, investire sulla rete elettrica, investire su queste realtà per poter abbassare i costi di energia, ma andare a fare anche chi deve pagare, che paghi il giusto. Che poi non abbiamo accennato, però nella vostra categoria peraltro ci sono anche gli autotrasportatori. Certo. Che lamentano, come anche i corrieri, tutta questa categoria qua, che lamentano degli aumenti pazzeschi del carburante. Questa è un'altra cosa di non poco conto, questo lo vediamo anche noi cittadini, tutti silenziosi. Con tutti questi rincari chi ci rimette sempre all'ultimo della filiera, pertanto il povero cittadino che deve sempre pagare, ma ad un certo punto la pazienza finisce. Che altro finiscono i soldi. Posso condividere quello che sta dicendo questo signore qui, perché è quello che abbiamo detto durante la trasmissione, la filiera è questa, l'azienda dove può assorbire questi aumenti, ma impossibile, li assorbe, ma dove non ce la fa, perché poi deve anche pagare gli stipendi ai propri collaboratori, deve pagare anche l'azienda a sua volta le tasse, le bollette e le energie che rincarano, è costretta ad aumentare i prezzi perché la marginalità non ce n'è più. Assolutamente. E chi è che paga alla fine? Sempre il cittadino. Infatti, ma anche i rincari che le dicevo dei carburanti, che è una cosa molto grave, molto pesante, perché non se ne parla? Non se ne parla. Non se ne parla perché al momento questo tema è molto più importante la parte elettrica che del carburante, però non è così. È importantissimo perché noi come associazione che rappresentiamo la categoria più importante dell'autotrasporto abbiamo molte sollecitazioni, problemi del metano, perché abbiamo anche dei camion che vanno a metano, ma problemi specialmente di gasolio. Cioè c'è un aumento del costo del carburante, del gasolio e quant'altro che i nostri autotrasportatori fanno fatica a stare dentro su quello che prendono e sulla marginalità. Adesso qua stiamo facendo una valutazione proprio a livello nazionale e regionale di cosa operare, di come trasmettere giù qualche informazione perché si possano fare delle azioni anche rivolte alla nostra categoria.
Infatti, cioè, ma questo è veramente urgente e importantissimo, perché i rincari sono ogni giorno, cioè diminuisce il prezzo del petrolio ma rincara, non era previsto anche qui un intervento del governo sulle famose accise sconvolgenti che paghiamo? Questo speriamo che ci sia quanto prima, ma mi sembra che certe cose siano messe un po' a lato adesso, perché mi sembra che stia dando importanza a altre cose, schede bianche che continuano a andare, schede bianche, tanto ma è un modo per non far vedere i problemi noi ce li abbiamo e non vengono risolti. Ecco, questo mi sembra un po'. In realtà poi ho visto l'interesse delle persone nei confronti di questo, anche perché non partecipano e vedranno il risultato finale, ne va a discapito di continuare a diffondere queste notizie, vabbè, che non interessano le persone. Una questione, mi sa che in un prossimo appuntamento parleremo delle novità della legge di bilancio sui bonus, perché è proprio di oggi la notizia, le dicevo, degli istituti della formazione, mi sembra urgente farlo perché arriva alla fine del mese, quindi voi sostenete l'importanza di una formazione tecnica, di nuovi professionisti di cui avete un bisogno pazzesco, migliaia di persone, di nuove assunzioni sono previste nonostante tutto. Sì, abbiamo fatto un attimo un'indagine prendendo una città di riferimento come Vicenza, ma anche altre, proprio per un numero di giovani. Si è visto proprio che dai 15 ai 29 anni ci sono di questi ragazzi che non lavorano, neanche studiano, non si capisce stanno a casa con i genitori mantenuti, dei genitori con la paghetta. E questo invece è una fascia molto importante per le imprese, perché noi, se da una parte queste persone non si capisce cosa fanno, dall'altra parte invece abbiamo il nostro mondo lavorativo che ha bisogno proprio di queste persone, perché noi stiamo cercando persone da assumere, ma tutti, dai camerieri, dai baristi, dai idraulici, elettricisti, falegnami, macchina, controllo numerico, tornitori, tutto il settore lavorativo sta cercando, in tutti i settori stanno cercando personale, non si trova. Allora dobbiamo riuscire a far sì che questa fascia di giovani incominci a innamorarsi un po' al nostro settore, incominci a venire nelle aziende e vedere che l'artigiano è una bella cosa. Magari il messaggio che è passato è no, non sta a andare a fare l'artigiano perché prende pochi soldi, che non è vero, perché vai a fare sulla grande industria, perché è bello ufficio, sei sistemato lì, no, magari vai a fare l'avvocato, l'ingegnere, va benissimo tutto, però su certe realtà che noi conosciamo bene si è solo dei numeri. Sugli artigiani invece si impara a lavorare, si impara a fare un mestiere, c'è la passione degli artigiani che insegna a questi giovani a fare un mestiere e portarlo avanti. Oggi il nostro mercato però chiede non più tempi lunghi ma tempi molto brevi per mettere in campo le competenze. Competenze vuol dire capacità, volontà di fare lavoro e studio. Perché oggi ci sono le energie rinnovabili, ci sono le macchine a controllo numerico che chiedono di essere capaci di programmare il sistema, l'economia va sempre molto più veloce, abbiamo bisogno di persone che riescano a lavorare e a dare delle risposte se vogliamo far crescere le nostre aziende. Perché poi cosa succede? Succede che qualcuno delocalizza all'estero. Perché qui non si trova quell'humus fertile da far crescere, non si trova quella risposta che l'azienda magari ha bisogno nell'immediato, perché il mercato non è che aspetta, il mercato ha bisogno subito. Dobbiamo riuscire a trovare un sistema e far sì che questi ragazzi incomincino a avvicinarsi alle nostre aziende e anche questi sistemi, questi contributi, aiuti, li dobbiamo sempre tirare fuori dal nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, perché questo è sempre un altro investimento buono. Questi sono soldi spesi buoni per i nostri figli, per i nostri futuri dirigenti, futuri imprenditori, per far sì che la nostra Italia possa crescere, per essere orgogliosi di quello che si sta facendo. Ma questi progetti però per il PNRR non sono già stati fatti, già approvati, quindi non è possibile veicolarli? Sì, basta però prendere dei bandi e riuscire a veicolarli nel modo giusto, in modo tale che ci siano delle risorse per portare avanti queste iniziative. Lì voi dovreste interagire con quali forze? Con la Regione. Con la Regione. Sì. C'è un dialogo aperto? Sì, con la Regione si dialoga. Con la Regione noi come associazione stiamo dialogando molto bene anche con l'assessore al mercato e quant'altri, giusto per farne un nome, ma vorrei aggiungere tutti gli altri, nessuno me ne voglia per carità. Però stiamo dialogando molto bene con l'assessore al mercato, ci troviamo sempre nei tavoli, c'è discussione, c'è confronto, proprio perché anche per lui il tema è molto importante e sensibile. Insomma, questo, avvicinare i giovani a far sì che si sentino parte attiva del sistema, parte attiva del paese e del territorio in cui vivono.
Ed è importantissimo questo, senza nulla togliere a fare gli ingegneri, fare avvocati, i dottori, che ci vogliono anche quelli, però dobbiamo riuscire a far sì che nelle nostre imprese artigiane ci sia la volontà di incominciare questo percorso. Riprenderlo, perché è stato interrotto e adesso se ne stanno vedendo le conseguenze praticamente. Sì. Secondo lei quale potrebbe essere un'azione importante, partire fin dalle scuole con l'informazione, con la sensibilizzazione dei ragazzini, o ci bisogna lavorare anche sulle famiglie? No, io credo che un'azione importante sia un aiuto, un dialogo con questi istituti tecnici, come noi come associazione stiamo facendo, e andiamo sempre a trovare gli istituti tecnici qua a Padova e portiamo i ragazzi nelle aziende e li facciamo toccare con mano a questi ragazzi cosa vuol dire un'azienda, cosa vuol dire un'azienda artigiana, cos'è un ufficio acquisti, cos'è un ufficio tecnico, cos'è un ufficio amministrativo, perché poi ognuno per la propria declinazione magari gli piace più fare una cosa di un'altra. Per cui siamo riusciti prima del Covid, poi ci siamo fermati, a portare tantissimi studenti di istituti tecnici, del Pertini di Campo San Piero, giusto per fare un nome, ma anche quelli di Padova, di altri istituti tecnici del Marconi e così via, a fargli vedere, toccare con mano proprio la realtà. Perché certe volte non sanno neanche che dietro casa c'è un'azienda artigiana che esporta anche in tutto il mondo o che lavora su Dubai ed è grandissima e importante e non si sa. Infatti no, bisogna conoscere le cose e sapere che poi ci sono possibilità di crescita e anche di guadagno, perché naturalmente anche i ragazzi guardano questo. Presidente, io la ringrazio, ci vedremo ancora, facciamo un punto anche su altre situazioni naturalmente, le auguro buon lavoro, in bocca al lupo per tutto naturalmente. Ricordatevi, appunto abbiamo parlato per quanto riguarda i risparmi energetici, di contattare la CNA per far parte di questo consorzio per il risparmio energetico fino a un 30%, non è poca cosa. Comunque per avere tutte le altre informazioni necessarie, la CNA di Padova per gli artigiani, per i professionisti insomma dei vari ambiti, dei vari settori. Grazie ancora, buon proseguimento. Ringrazio voi, ringrazio tutti quanti i telespettatori e vi auguro una buona giornata. Grazie.